abbiamo visto che Sebastiano Visintin dichiara di essere uscito di casa la mattina del 14 dicembre tra le 7:40 e le 8. Le sue due versioni dicono così. Tenendo buoni entrambi gli orari, abbiamo calcolato che arriverà a Oppicina, alla pescheria, tra le ore 7:55 e le ore 8:15. Giungerà poi alla pescheria che si trova all'interno del centro commerciale Zazzeron di Cattinara tra le 8:03 e le 8:23. A questo punto il navigatore gli suggerisce di fare chiaramente la stessa strada che ho fatto io, una strada che dista 5,6 km dalla pescheria e che passa distante dalla rotonda del Boschetto. Lo vedremo dopo, dista ben 500 metri dalla rotonda del Boschetto. Invece Sebastiano decide di fare il tragitto meno evidenziato che vedete su questa mappa, un tragitto più lungo sia come chilometraggio che come tempo, che però lo porta a passare dalla rotonda del Boschetto ed addirittura a 120 metri dalla scuola allievi di polizia. Quindi per andare da Zazzeron di Cattinara alla rotonda del Boschetto necessariamente passerà a 120 metri da via Verrocchio numero 2, vedete la scuola di polizia vicinissima, e lo collochiamo quindi intorno alle 8:30 proprio dove Lilly sta per uscire di casa ed essere inquadrata dalle telecamere. Adesso però, per vedere se il suo alibi regge a livello temporale, scordiamoci ciò che abbiamo scoperto e cerchiamo di ripercorrere fedelmente le tappe del viaggio di Sebastiano, cercando di capire a che ora lo ultimeremo. Intanto, a suffragio del fatto che può essere qui che stia la cosa strana, risottolineiamo il fatto che da questo momento Sebastiano non riporta più gli orari di transito dalle pescherie, ma anche che la pescheria di Via Giulia è l'unica per cui lui fa un'accurata descrizione del tragitto. Delle altre dice solo via e località. Lì sono andato per Ferdinandeo, il parco, e sono andato alla rotonda del Boschetto e poi sono andato in Via Giulia e lì c'è un'altra pescheria. Seguendo allora le indicazioni di Sebastiano siamo giunti alla pescheria di Via Giulia tra le 8:13 e le 8:33. Poi
Sono andato in via Ginnastica, che c'è una pescheria. Non mi ricordo personalmente se era il 14 dicembre, lavoravamo con lui, cioè ci faceva i coltelli da qualche mese. Lui viene sempre il martedì se non sbaglio, però non mi ricordo di preciso, il 14. La pescheria di via Ginnastica è vicinissima a quella di via Giulia. Parliamo semplicemente di 2 minuti e 30 di tragitto. Dovrebbero essere quindi circa le 8:16-8:36, a secondo della versione di orario di partenza iniziale. Notiamo quanto siano vicine queste due pescherie, solo 850 metri separano la pescheria di via Giulia da quella di via della Ginnastica, ma notiamo un altro particolare ancora più incredibile che ci fa pensare ancora una volta a quanto sia piccola Trieste e da come la mattinata d'alibi perfetto di Sebastiano si svolga in realtà tutta tra le vicinanze di Viale Gioberti e le vicinanze del negozio Wind. Chi infatti conosce bene Trieste avrà già capito che la pescheria di via Ginnastica non solo si trova a soli 300 metri dal negozio Wind, ma si trova praticamente in Viale Stuparic, dove la testimone, il 22, dice di vedere dirigersi Liliana. Si trova anche solo a 100 metri dal punto in cui la testimone dice proprio di averla vista. Quindi noi stiamo stimando la prossimità a questa pescheria fra le 8:16 e 8:36. Non stiamo naturalmente tenendo conto, ripeto, che Sebastiano entra nelle pescherie e qualche minuto lo perde sempre, parlando e facendosi dare gli oggetti in questione. Per cui dobbiamo dilatare questi tempi previsti e ricordare anche che questo negozio apre alle 9:30, per cui sarebbe inutile essere lì prima di quell'ora. Adesso ci dirigiamo verso la pescheria in via dell'Economo. Hanno trovato un sacchetto legato intorno al collo della povera Lili, quindi è stata strangolata. Ricordiamo che era semicoperta da 2 sacchi neri della spazzatura, ma che non gli coprivano interamente il corpo, quindi sembra quasi che sia stata spostata frettolosamente e poi hanno cercato di coprirla velocemente, perché dove è stato trovato il corpo è appena a 50 metri dalla strada, proprio in mezzo alle sterpaglie. Ecco, Ilaria, Sebastiano, che cosa ricordi di quegli ultimi, di quella mattinata, di quell'ultima mattinata che avete trascorso insieme? Cosa sono state le ultime cose che vi siete detti? Che cosa è accaduto? Era una giornata come il solito, finita la settimana, il lunedì andavamo sempre in sauna o da qualche parte e poi il martedì si riprendeva un 3 giorni così, un po' ognuno per conto suo, perché magari io mi attivavo nelle mie cose, nei miei lavori, lei andava a fare la spesa in posta, così. E allora si parlava del più del meno, dove vai, hai telefonato alla tua amica Mara e così ho detto boh, andrò in città, mi fa forse andrò in cimitero, vedremo, insomma, perché andava spesso in cimitero. E dopodiché ci siamo salutati, lei è venuto sulla finestra a salutarmi con la mano e poi me ne sono andato. Siamo comunque in un perimetro di poche centinaia di metri in cui si è svolta questa storia e come sempre le storie hanno un fondale che noi tendiamo a romanzare, a complicare, a diversificare. Abbiamo immaginato, no? Fughe, misteri, però poi tutto si svolge quasi sempre a 50 metri dalla strada, a poche centinaia di metri, credo di aver capito da dove è stata vista dalla verduraia, credo, ma c'è qui il marito che ce lo può confermare, non lontano da casa. Questo naturalmente rende tutto per certi aspetti, come dire, ancora più strano, però è chiaro che questa signora viveva un momento delicato in un equilibrio di alcune persone, di alcuni conoscenti che evidentemente si è rotto quel giorno. Io volevo fare una domanda se era possibile. Immagino proprio di sì, Sebastiano. Zurlo vorrebbe farle una domanda. Cioè, no. come lui, grazie, come lui spiega, perché questo mi pare un elemento molto strano, il fatto che siano rimasti a casa, no, il telefonino e la borsetta, che è una cosa per me incomprensibile. È un'anomalia nell'anomalia. Come anche questo passaggio che abbiamo sentito, su cui attendo però, come dire, non so cosa ne pensi Caterina, ma attendo anche ulteriori lumi dagli investigatori,
del corpo che viene trovato e che forse sarebbe stato spostato, perché di solito... Sì, perché quel luogo lì era già stato ispezionato e battuto nei giorni precedenti e non era stato trovato, il che fa pensare che sia stato Mi permetto di suggerire, portato. di dire che in tante storie abbiamo sentito spiegazioni di questo tipo che poi sono cadute nel tempo, ma non voglio aprire polemiche, cioè molte volte ci hanno raccontato di spostamenti, no, io ricordo quando fu trovata Iara, erano stati anche lì immaginati, ricordate? Assolutamente. Immaginati chissà quali passaggi che poi non c'erano, perché spesso le storie... Sì. Però può essere, per carità. Però ecco, la cosa che io cercherei di capire adesso, visto che approfittiamo della straordinaria presenza del marito, è questa, come mai, secondo lui, e se è una cosa che non era mai successa soprattutto. Grazie. No, è vero, non è mai successo. A me succedeva di dimenticare i telefoni, però l'utilizzo che abbiamo sia io che mia moglie è molto relativo. Magari si andava giù in città e ci si accorgeva di aver dimenticato il telefono, si lasciava non si tornava a casa, si faceva le cose e poi si tornava a casa. Quando sono venuto dopo il giro che ho fatto su qua in altopiano carsico, sono venuto qua verso l'1:30 e sono entrato in casa e mi sono accorto che c'erano i telefonini, perciò diciamo non mi sono più di tanto preoccupato, non ho pensato niente di particolare, insomma. Dopodiché ho mangiato, mi sono fatto un po' di pasta così velocemente e dopodiché sono tornato, ero in bicicletta comunque, sono tornato con la bicicletta in città, ho messo la bicicletta nel posto dove la tengo, il magazzino, ecco. E dopodiché sono tornato a casa alle 4 più o meno di pomeriggio. E poi mi sono cambiato, mi sono messo lì davanti il televisore, è passata un'ora, passata 2, arriva un messaggio dall'amica nostra vicina dicendo: Lili, ho un regalo per te. Allora a questo punto chiamo questa mia amica, gli dico: guarda che Lili non è tornata a casa, non è ancora arrivata, non era mai successo. Ho detto forse poteva telefonarmi, i telefoni erano lì. Poi sono andato in pescheria in via dell'Economo. Non mi ricordo. Ma lui veniva sempre il martedì? Ogni martedì. E quindi anche quel martedì 14? Non lo so. E stiamo per arrivare quindi anche alla pescheria di via dell'Economo, che è la penultima pescheria che Sebastiano girerà quel giorno. La pescheria si trova qua girando a destra ed è una strada parallela di quella principale che costeggia il mare, ed è qui all'interno di questa facciata quei lavori in corso. Vediamo subito che orario potrebbe segnare adesso l'orologio di Sebastiano. Come vedete si sono fatte le 8:23 / 8:43. Vediamo subito la distanza e il tragitto che ha percorso da via della Ginnastica fino a via dell'Economo, 2,7 km, circa 8 minuti confermati anche dal navigatore. Ripartiamo per l'ultima pescheria, che è quella di Corso Italia numero 9 all'interno della Galleria Rossoni. Gli ha lavato forse il cervello approfittando dell'amicizia che gli dà. Con che coraggio è entrato nella nostra vita, ha distrutto la nostra famiglia.
abbastanza misteriosa la cosa, questi messaggi criptati. Ma tu li hai visti? Io ho visto un pezzettino, infatti ho segnalato di questa cosa alla polizia. Ma che messaggio era? Lettere senza senso, adesso non mi ricordo esattamente. Tanti pensano che tu sia uno dei sospettati, sia il sospettato. Ho perso la cosa più importante che ho, capisci? Non posso fare del male a una persona che non ho mai avuto niente da dire. Adesso abbiamo ritrovato il corpo, speriamo che non sia lei comunque. Ho sofferto, ho pianto, ho sofferto, però adesso voglio reagire, voglio combattere, voglio scoprire la verità. E chi ha sbagliato, chi ha fatto qualcosa lì deve pagare. Sì, Simona, è proprio così, è appena arrivato il marito Sebastiano insieme a un gruppo di amici ed è qui, è molto affranto e lo capiamo. Sebastiano, nonostante siamo 3 giorni che siamo insieme. Dolore, hai deciso comunque giustamente di essere. Sì. Ho parlato con Valero. Gli amici di lì. No, io l'ho chiamato, poi mi ha chiamato lui, ho detto guarda, non so se venire, no, perché non ho la forza, non ho il coraggio. Ringrazio quelli che sono qua, ringrazio voi che mi siete 3 giorni, che mi siete vicino, capisci? E tutti gli amici, io ho aperto le porte a tutti, dalla mattina alle 8:30 fino alle 8:30 di sera, capisci? E domani in effetti comprendiamo che questo sia per lui l'ennesimo momento di grande difficoltà, Ilaria, perché insomma di ora in ora la pressione si sta facendo davvero molto forte anche per lui, perché da un momento all'altro lui potrebbe davvero avere la notizia, l'ufficialità che quel corpo è di Liliana, quindi comprendiamo che possa essere davvero... Faccio una asciutta così la mattina per avere le forze per stare in piedi, capisci? Tu sai questo. E durante il giorno neanche non mangio perché voglio essere pronto, lucido a rispondere in quel modo che posso farlo, perché allora, Sebastiano, ho voti di memoria, guarda, ti giuro, no, a volte no. Sebastiano, sei andato anche oggi in questura, ma sei pronto ad aiutare in tutto e per tutto per cercare la verità. Oggi sono andato in questura perché mi avevano chiesto dei video di Lili che volevano analizzarli, vederli, queste cose qua li ho portato. Ci sono dei video in particolare dell'ultima sera quando avete cenato a casa con degli amici, perché volevano vedere proprio quei video? Perché quelli che abbiamo fatto, gli ultimi video... Tu dicevi che in quel video però era triste. Me l'avevano fatto notare, io sul momento non mi sono accorto di questo perché era vicino a me, non mi sembrava proprio... Avevamo passato 2 giorni assieme felici, passato tanti momenti in quei 3 giorni che eravamo assieme. Poi sono andato in Corso Italia, Galleria L'Orsini. Ricordi se il 14 dicembre scorso è passato di qui? No, non mi ricordo. Praticamente nemmeno questa pescheria, come tutte le altre, si ricorda del suo passaggio. Intanto vediamo a che ora è arrivato qui. Sono passati 5 minuti dalla precedente pescheria e si sono fatte le 8:28/8:48. Adesso è il momento di tornare al magazzino per affilare tutti questi coltelli raccolti. Quindi, dopo aver visto il percorso che ci ha diviso dalla precedente pescheria, quella di via dell'Economo, vediamo il percorso che ci separa da via Donadoni 36/A.
E allora partiamo con l'ultimo percorso, quello che ci porta al magazzino, sottolineando un'altra cosa molto singolare, che questa pescheria si trova a solo 1 chilometro dall'avvistamento del 22 in piazza dell'Ospitale. Una città molto grande, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, diventa come un formicaio piccolissimo. Io ho mandato il primo messaggio alle 9:30, non ha risposto. E dopo ho rimandato un altro messaggio, a questo punto mi sono preoccupato, ho detto come mai non mi risponde, e allora ho chiamato e mi ha risposto: Sebastiano, non è a casa. Faccio: come non è a casa? E non so, ho trovato quei telefoni, è uscita senza, se li avrà dimenticati. Ho richiamato di nuovo, si è informato, quella non è all'ospedale, no, ho sentito che c'erano voci, c'è qualcuno a casa. Ma sì, sono i vicini. E ho parlato con questo vicino e mi fa: no, guardi, non si preoccupi, adesso sto convincendo io Sebastiano a fare la denuncia. E dopo l'hanno accompagnato in questura e ha fatto non la denuncia, ha fatto un allontanamento spontaneo. Il giorno dopo è tornato e ha fatto proprio la denuncia vera e propria. Ma lei si è insospettito che lui non volesse andare dalle forze dell'ordine? Mi sono sospettito, sì, e da quel giorno io non ho più parlato con lui. Se era felice non cercava Claudio probabilmente. Io penso che lei forse non era più felice. In ogni caso non credo che il marito abbia fatto solo tutto questo che ha fatto. Insomma, sono delle parole davvero molto pesanti quelle dette dal fratello di Liliana. Sebastiano peraltro insinua che ci sia il coinvolgimento di un'altra persona. Guardi, il fatto che noi abbiamo ritardato per andare, io ero sempre nella speranza che lei venisse a casa, che avesse avuto qualche problema. Io ho ritardato perché speravo di avere qualche risposta, a un certo punto alle 10 siamo andati, ho fatto una segnalazione nella questura e basta, non ho fatto la denuncia il giorno dopo. Cioè, fratello, mi dispiace che pensi queste cose, ma lui sa che noi siamo sempre stati vicini alla famiglia, alla vostra famiglia. C'era un buon rapporto con il fratello di Lilli, Sebastiano, se le posso chiedere? Era un buon rapporto, perché più di un mese fa la figlia si è laureata a Udine, abbiamo fatto le foto, abbiamo fatto le feste assieme, ci siamo accompagnati nel momento del bisogno. Lui stava male, aveva la gamba, l'avevamo portato in giro, lui mi ha portato a me quando ho avuto quell'incidente con la bicicletta. Cioè eravamo sempre lì, si andava a fare la spesa insieme. In qualche modo sempre insieme. Queste cose Senta, come si spiega quindi, Sebastiano, questo atteggiamento molto duro del fratello di Liliana nei suoi confronti? Ha usato parole molto dure. Guardi, non lo so. Non lo so, insomma, io lascio che dica, poverino, perché anche lui sarà scosso, cercherà un colpevole in qualcosa. Certamente, Sergio, io sono molto disperato, non ho niente, non ho fatto del male a Lili, figurati, era la mia ancora, la mia salvezza, il mio presente, il mio futuro, capisci? Senta Sebastiano, in tutti questi giorni abbiamo parlato anche di Claudio, questo amico di Liliana. In questa la fiaccolata che avete organizzato, per caso lei sa se c'è, se parteciperà, si è fatto in qualche modo vivo in questi giorni con lei, magari per chiarirvi tra di voi? Ma guarda, non ci penso nemmeno. Uno che non racconta niente, che tiene nascosto questo rapporto, che si mandano messaggi cifrati, che ho scoperto. La polizia sta indagando, guardi, io penso che in qualche modo lui abbia qualche responsabilità in tutta questa cosa, diretta o indiretta che sia.
Secondo lei Io quindi penso è da che escludere lui abbia assolutamente fatto che Claudio si possa presentare questa sera a questa fiaccolata che avete fatto per Liliana? Non lo so, guarda, io sono venuto perché Cavallero mi ha interpellato, mi ha detto vieni, stiamo insieme, ho detto va bene. Questa sera adesso fra un po' devo purtroppo andare perché ho fare delle foto a teatro. E mentre Sebastiano va al teatro, noi siamo arrivati davanti al suo magazzino. Adesso posteggerò più avanti per farvelo vedere un pochettino meglio. E dopo sono andato in questo mio laboratorio a sistemare i coltelli. Mezzogiorno l'intorno ho finito. Ricordiamo che Sebastiano ometterà il racconto di questo magazzino e di questa parte della storia ufficialmente per problemi di nero e per evitare accertamenti della Guardia di Finanza, ma potrebbe anche esserci sotto altro. Ma intanto andiamo a vedere che orario si è fatto. 8:34, 8:54. Ci possiamo anche mettere quel margine di mezz'ora in più per le soste quando lui scende e far finta siano le 9, però attenzione perché io ho camminato davvero piano. Sicuramente una persona che deve raccogliere degli oggetti e poi deve effettuare un lavoro non si fa la passeggiatina, ma va di fretta, cosa che non ho fatto io. Per cui potremmo quasi parlare di compensazione, ovvero il tempo che io ho perso andando lentamente, lui lo ha perso scendendo presso gli esercizi commerciali al momento di farsi consegnare i coltelli. Intanto quindi sono sceso, vi faccio vedere il 36A che è il magazzino dove lui proprio andrà quella mattina. Ricapitoliamo, quando Sebastiano esce di casa, se passasse dalla strada che sale da via Damiano Chiesa, imboccherebbe strada per Basovizza, percorso 1,2 km c'è una rotonda e la strada diventa nuova per Opicina. In questo punto in cui si trova necessariamente costretto a passare, imboccasse alla rotonda dove si sta trovando adesso, via Alfonso Valerio, si troverebbe a 1,1 km dall'ingresso del bosco, da quella porta che si trova a 200 metri da dove viene ritrovato il corpo di Liliana. Se invece per andare al lavoro decidesse di scendere da via Damiano Chiesa e passare da piazzale Gioberti, la strada più breve sarebbe quella che taglia proprio dal parco e qui si troverebbe quindi a passare a 20 metri da dove viene ritrovata Liliana. Però qui è ancora mattina presto. Una volta che invece inizia ad andare a ritirare i coltelli, dopo essere passato da Opicina, si trova a Cattinara al centro commerciale Zazzeron. A questo punto, per andare in via Giulia, il navigatore gli dà un consiglio. Gli consiglia di passare dalla parte bassa del bosco Ferdinandeo. Lui invece stranamente fa un'altra strada che lo porta alla rotonda del boschetto. La rotonda del boschetto si trova a solo 550 metri da piazzale Gioberti, a soli 270 metri dall'ingresso basso del bosco. E questo è molto interessante. Oltretutto lui per arrivare qui passa da una strada che sfiora via Verrocchio, passando proprio alle spalle della scuola di polizia. Quindi passa lui, scuola di polizia, via Verrocchio, 120 metri di distanza. Tutto ciò avviene proprio nei minuti in cui Liliana viene avvistata dalla fruttivendola. In seguito, l'altra coincidenza, via Giulia è molto vicina al negozio Wind 3 dove Liliana quella mattina deve andare, ed anche la susseguente pescheria, quella di via Ginnastica, si trova a pochissima distanza. Ci sono quindi molti elementi in quella mattina che fanno pensare a un nesso causale e non casuale tra i due protagonisti. Molti degli eventi si svolgono nella zona di piazzale Gioberti come fosse un set e molti degli eventi si svolgono nella zona della Wind 3.